Settima corsa, una prova per cavalli di 4 anni. Ottimi soggetti al via, l'1 Speranza SSG, Marco Stefani, 2 Eleganza V, Manuel Pistone, 3 Eclissi BFC, Carmine Piscoglio, 4 Espresso Italia, Pietro Gubellini, 5 Eco Gual, Davide Di Stefano, 6 Erga Omnes Par, Alessio Di Chiara, in seconda fila 7 Eugenio RL, Paolo Leoni, 8 Enea SL, Antonio Di Nardo. Macchina che inizia a prendere velocità, si prepara al lancio. Si va con veloce Espresso Italia che va su Eleganza V e passa già sul palo. Espresso Italia al comando su Eleganza V, la terza posizione per Esperanza SSG, poi di fuori Eco Gual, quindi Eugenio RL, ancora Enea TAV, Enea SL. 15,3 per i primi 200 metri di corsa. Espresso Italia al comando su Eleganza V, Speranza SSG, Eugenio RL. Viene in avanti Enea SL che aggira Eco Gual che non voleva restare scoperto. 400 intanto da parte del battistrada in un comodissimo 37. Espresso Italia in vantaggio su Eleganza V che lo segue, poi Speranza SSG. Di fuori c'è Enea SL che si trascina Eco Gual, poi Eugenio RL, ancora Eclissi BFC e alla retroguardia Erga Omnes Par. Il battistrada prosegue indisturbato dopo 800 metri in 1:1. Accelerazione progressiva da parte di Espresso Italia che sulla curva di destra si mantiene in vantaggio. Eleganza V sempre nella sua scia, di fuori per il momento Enea SL non riesce ad agganciare il battistrada che ha portato a casa 1 chilometro in 1:15,8. Enea SL che prova a impegnarsi ora al largo trascinandosi Eco Gual in corda Eleganza V, poi Speranza SSG all'imbocco della piegata conclusiva, è in vantaggio Espresso Italia dopo aver sparato un 14,2, cala Enea SL, viene via Eco Gual, Eleganza V nella scia di Espresso Italia che prova a spostare, poi Speranza SSG, la retta d'arrivo per Espresso Italia che è in netta evidenza. Espresso Italia nel finale porta a casa il successo su Eleganza V, al terzo posto Eco Gual. 28 spaccato la chiusa, 57 per gli ultimi 800 di corsa. Vince Espresso Italia, Pietro Gubellini in salchi per Fausto Barelli, i colori della scuderia Giovane Italia, la vittoria del 4 anni da Maharaja e Unique Griff che in coast to coast si impone nettamente. Primo piano per Espresso Italia che torna alla vittoria dopo l'ultima rottura in arrivo a Torino. Lo rivediamo nelle immagini, il facile assunto di Espresso Italia, al secondo Eleganza V, al terzo Eco Gual.